E si prepara a nuove sfide Michele Pilia, lo stuntman di Dolianova, detentore del record mondiale di percorrenza su 2 ruote, imbattuto da 4 anni. Sibilla Loi. La consegna dei gelati ancora non la fa così Michele Pilia di Dolianova, detentore del record mondiale per la percorrenza su 2 ruote, imbattuto dal 2009. Diversi progetti che Pilia, acrobata della guida per passione ed autoconduttore per mestiere, sta portando avanti allenandosi nella pista di Sestu in vista dei prossimi record da battere. Dovrei cercare di superare me stesso, superare 371 km e le 13 ore e mezzo di percorrenza. Oltre a questo sto lavorando, penso entro il 2014, di arrivare a oltre 100 veicoli diversi messi su 2 ruote. Sono adesso a più di 60 tra vetture, furgoni, autocarri e fuoristrada. E c'è un elemento che non deve mai mancare. Paura sempre, guai se mancasse, non ci deve essere panico. Però la paura ti aiuta a non sottovalutare mai niente, non lasciare mai niente al caso, prestare la massima attenzione. Non guasterebbe inoltre qualche sponsor? L'aiuto degli sponsor è sempre ben gradito. Adesso la Tiscali Motori mi sta dando una mano, però le porte sono anche aperte alle altre aziende che vogliono collaborare alla riuscita dei miei record. Prezioso il consiglio di Pilia ai neofiti della guida acrobatica. E se qualcuno dovesse avere la passione, naturalmente, di utilizzare le piste e di non trascurare mai nessuna cosa, perché questo è un gioco, ma è un gioco pericoloso.